Radio 2, Radio vabbè. Radio 2, Vabbè. Che c'è? Baldini, la caiola, la prugna, bellissima, la prugna, la caiola, tipica. Stiamo per cominciare, ancora siamo presi dalle vacanze di Pasqua. Certo. Quindi iniziamo piano, perché ieri la puntata di ieri era registrata. Sicuro. Quella di lunedì era registrata. Sì. Quella di domenica mattina era registrata. Quella di venerdì era in diretta. Quando cacchio Quindi lavoriamo? Noi da venerdì che non facciamo diretta. Dunque siamo attumati. Sì, attumati dalla Pasqua, arrugginiti. dalle vacanze pasquali, dalla cioccolata, nocciole, cioccolata, uova. dalle supposte io perché sono stato malato. Sì. Ma dai. Le supposte di cioccolato. Supposte di cioccolato. Esatto, all'acqua. Con la confezione. Sì. Ok. E che devi allora, fare? bell'inizio, Sì. bello di quelli fantastico. da morte, Sì. quindi resetta tutto. Vai, ripartiamo. Peloso. Cremonausa. Sei Buongiorno, pronto? io sono sempre pronto. Ecco, oggi non abbiamo pubblico, siamo senza perché abbiamo deciso di non far entrare il È pubblico. vuoto oggi. Sembra l'hangar di un aeroporto. Esatto, perché nessuno oggi, tutti stanchi. Sì, non voleva venire nessuno. Inizia Viva Radio 2! Eccoci qua! Ma stupato, T'ho fatto lo scherzo! Oh! Allora via chewing gum da mettere sotto il tavolo qui di Viva Radio 2. Sotto la perfetti. Siamo tornati dopo le vacanze, tutto bene? Pubblico, vi siete divertiti? Sì. Questo bel tempo che c'è stato. Sì, Bel tempo in giro per l'Italia. Io ho fatto una vacanza del tutto particolare. Dove? Ti parlavo proprio di prugne e cacaiole perché sono stato, proprio così, sono stato nella zona del Grossetano. Sì. In vacanza, un posto a fare le terme come un anziano. Fantastico. Oltre lì potevi andare a Chianciano o a Montecatini. No, sono andato, non voglio fare pubblicità, però sono andato in un posto lì nel Grossetano. Sì. Allora la mattina ci davano a colazione, c'era le fette biscottate. Sì. Di questo faccio, senta, ma ha delle prugne? Così, se uno chiede delle prugne, le può chiedere delle prugne, certo. come fa? Ha dei problemi? Dico, no, perché se no ci sono le prugne cacaiole. E io ho pensato, guarda, mi ha fatto una battuta così. Sì, invece no, che si è portato la confezione proprio e c'è scritto prugna cacaiola. Sì, e mi fa, no, ma questa è una prugna cresce solo qui nella zoo, e gli hanno portata una. Sì, vabbè, capito perché. Io non so se è un complimento o no. No. Però bello, sai, le terme, queste acque sulfure che puzzi di uovo marcio per una settimana praticamente. Poi c'è la birra pisciaiola. No, quella no. quella non c'è. Allora oggi grande puntata, avremo degli ospiti eccezionali. pazzeschi. Abbiamo la novità musicale degli anni zero, se così possiamo chiamare, quelli che vanno dal 2000 al 2010 sono sicuramente i Negramaro. I Negramaro veramente saranno qui con noi, non so in quanti verranno, l'unico gruppo pensate a fare un concerto allo stadio di San Siro che è proprio la casa, se vogliamo chiamarla, di Vasco Rossi. Eccoci, lo sapevo. Come dici Vasco, i Negramaro suoneranno a casa tua, lo sai? A casa mia suonerà. Io non li ho invitati. Vabbè, che c'entra però. Oh, Vasco, torna perché sei rimasto inchiodato, ecco, alla cuffia. Eccoci qua, siamo tornati. Peggio della Juve, hai visto sono? Che è successo? Sì, Barcellona, Madrid, Colonia, Monaco, fanno la Coppa, la Champions o... A proposito di calcio, questa sera alle 22, che orario strano, alle 22 gioca la nazionale d'Italia. La nazionale di Donadoni, la nazionale di Donadoni. Allora, dove giocano in Spagna? Noi al telefono abbiamo procurato e avremo il commissario tecnico Roberto Donadoni, ci parlerà di questa partita. Sentiamo se c'è. Pronto? Sì, pronto, vi sento. Bene. Spogliato. Roberto, applauso a Roberto Donadoni. A pubblico, è stato a dormire. Stasera, grande partita, no? Una partita grande, voglio dire. Sempre così. Poi
Un po' su col morale però Roberto, non è che... Oggi giochiamo voglio dire, una che partita- No, che Azerbaijan, Donadoni, È la sei con la Spagna. Spagna. Ah, Sì. Sì. No, sapevi? No? cazzo, ho sbagliato formazione. Vabbè Roberto, ma te dormi però, sì. Senti, ma col contratto, com'è la storia del contratto? Sei un precario anche tu? Sì. Ma sì, cioè, ma fa un contratto che non mi va bene, voglio dire, non mi hanno messo neanche i buoni pasto. Beh, certo. Ma io sono Roberto Donadoni. Appunto, mica appunto, Cotica, certo. voglio dire. Ho vinto tutto col Milan. Ah, certo. Sì, col Milan. Però già con la nazionale ci hai portato agli europei, quindi hai ragione, secondo me dovrebbero fatto il contratto. Sì, infatti, dai. Ma sì, ma non è una... Ma Senti- non è che ogni volta bisogna stare qua e parlare di un contratto. è ora che ti chiamiamo a fare, ogni scusa. volta non possiamo parlare di niente. Hai lasciato a casa Del Piero e Cassano, È questo. Del Piero è rimasto a casa, Sì. vuol dire c'ha un anno meno di me. Questo è anche vero, gioca bene. Mi è piaciuta questa. Grazie. Io saluterei qua Roberto Donadoni e ti facciamo gli auguri per stasera. Sì, vabbè ragazzi, cioè, ma grattiamoci. Vabbè. Allora in bocca al lupo, va bene? va bene. Ciao Roberto, ciao, Roberto Donadoni con noi. Magari poi lo richiamiamo. Sì, va, dopo lo richiamiamo, in puntata. sentiamo. Avete notizie? No, avete notizie? No, avete notizie? Sì, quella notizia di tutti questi qua americani che sono pieni di stravizi. Ogni giorno ce n'è uno che ammette che ha avuto Una che è stato relazione. con una prostituta, con la moglie lì vicina che lo guarda e fa vabbè. C'è sempre sta moglie vicino. La mia mi taglia la gola. Sì, così che lo guardano come dire, in quegli occhi c'è tutto. L'ho Sì. perdonato perché dovevo perdonarlo, perché sì. mi hanno puntato una pistola alla tempia e mi La hanno detto, CIA, ora tu lo perdoni perché questo deve vincere le elezioni. Esatto. E se proprio le cornutazze sono lì, ma va roba lo da so matti. che Eccolo qua, è chi è? uscita la notizia, il Come si nuovo chiama? governatore di New York lo ammette, cioè non è che ha fatto niente, ho avuto avventure extraconiugali, ho fumato canne, sniffato cocaina. Ale. I newyorkesi cercano disperatamente un governatore senza vizi e donne, circola il nome di Formigoni. Formiguan. Ancora dobbiamo presentare Peloponneso, L'orchestra, adesso. Peloponneso, questo è nuovo. Sì, Peloponneso, dobbiamo presentarlo, grande successo sta ottenendo con i suoi stacchetti del cavolo. Signori, abbiamo Enrico Cremonesi E la sua del band. cavolo, e le sue perle di forfora. No, Vai. sei cretino. Bravissimo, come fai tu questi jingle? Non li fa nessuno. Li fai bene, Meno male. li fai bene, ci apre le porte lì con gente che arriva. Vogliamo anche salutare, vogliamo fare un saluto, abbiamo letto oggi sui giornali che non sta attraversando un buon periodo, da Viva Radio 2 gli giunga un caloroso abbraccio Gianfranco Funari, il nostro Funari, che a quanto si legge sui giornali sta lottando per rimanere con Saluto noi. lo faccio io alla biglietteria dell'ospedale San Carlo di Milano. Perché ci sono biglietti per l'ospedale? Si chiama la biglietteria. dove vai a prendere Scusi, il buonasera, ticket. mi dà un biglietto che c'ha? C'ho un mal de pancia. Esatto, te dà il Scusi, biglietto lì. così. A va bene. estrazione poi, capito? Salutiamo tutta la biglietteria, grazie. No, Ecco, no, lo sapevo no, io. no, io stavo bene, volevo chiacchierare del più e del Non c'è meno. niente da fare, lui chiama sempre. Si avvicina la data delle elezioni, quindi più si avvicina la data, più in par condicio siamo. Par condicio. Lo so, non c'è niente da fare, lui ci prova ogni volta. Lo so, vai, rispondi. Sì, sentiamo chi è, dai. Anche se già lo so, è dura. A una certa età, dopo le vacanze, uno si alza. Sentiamo se è lui. Buongiorno. Pronto? Sì, sentiamo oggi cosa. Pronto, buongiorno. Scusate, è lei che ha fatto la richiesta per provare Dino? Dino chi è? Dino, il robottino. Ma quale robottino? Ma quello per pulire la piscina. Ma noi non abbiamo piscine. Ma come non ce l'avete? No. Ormai ce l'hanno tutti, la regalano in edicola con grazia. Scusa, No, veramente. non l'avete? No. La PDL. Cioè? Ecco. La piscina delle libertà. Ma no, non dica, siamo in par condicio. Sono in par condicio. Guardi, noi non ce l'abbiamo. Attenda un attimo che ho un problema. Sì, aspettiamo un attimo che... Un attimo. Aspettiamo un attimo, lei Un è attimo. venditore di robottini ormai. Scusate. Sì. Niente, il bello niente. della...
Fate la radio? Sì, noi ecco, facciamo la il bello radio. della radio è che certe cose Sì? non si vedono. Ma neanche lei, perché se ha il telefono come fa a vederle, scusi? Allora, Sì. allora Noi non abbiamo- non travisiamo. Allora, perché mi avete chiamato per provare il robottino? Ma noi Domanda. non abbiamo chiamato per nessun robot noi, no. Allora, robottino prego, non robot. Ah, robot. I robot sono quei giganti dal 1,75 m in su e quelli noi purtroppo non li abbiamo. Se vuole abbiamo una versione del robottino per la casa. Sì. Una casa l'avrete almeno? Sì. Oh, se no venite qui, alla Casa della Libertà. No, lasci stare la politica! Siamo in par condicio, non si può! Beh, allora abbiamo anche il robottino pilota di aerei, Ah, lo sì? volete? È un pilota automatico per aerei di linea. Sì. Stiamo producendone molti per risolvere i problemi di qualche compagnia aerea italiana di bandiera, ma la prima che capita. Ce n'è adesso, una sola, ce n'è. non è- Esatto, il 13 e il 14 aprile vota per il non si PDL, può dire. il pilota delle libertà, per salvare l'Italia e per salvare l'Italia. Sì. Unisciti, anche tu alla CDL, No, cos'è? la cordata delle libertà. Basta cordate! Se ne vada! Allora, stanno per arrivare i Negramaro, Sì. mi dicono che ne arriverà uno, un Negramaro, arriverà sì. uno, Un Negramaro. arriverà a San Giorgi molto Sì. probabilmente. Abbiamo notizia all'Italia, Berlusconi rilancia la cordata con i suoi figli, il primo esempio di cordata ombelicale. Sì, esatto. Che c'è mi sventolano un cartello. Viva l'Italia. Ah, viva l'Italia. Signora, abbiamo- lei lavora all'Italia? Ah, microfono. vedi, microfono subito. Una precaria dell'Alitalia. Ma siete tutti dell'Alitalia? C'è tutta l'Italia. Ma non oggi. ci posso Sì. credere, ma noi parliamo sempre dell'Alitalia, siamo a favore. Lo sappiamo. Ah, lo sapete? Ci volete bene allora? No, ci vogliono menare. Sono venuti qua. Ragazzi, questa è una cosa improvvisata, qui le agenzie di stampa si stanno già scatenando. Come mai non state al lavoro? State qua? Rovina? Domanda, sai così. No, a parte gli scherzi. No, signora, intanto come si chiama? Lei? Carla. Di cosa fai in Alitalia? Lavoro al centro di elaborazione dati. Cioè? Nel settore informatico, Ah, ho capito. che è uno di quei settori che è in grosso pericolo. Che verranno Esattamente. tagliati da come Spinetta lì, Esattamente. come si chiama? Noi, Monsieur- il call center e l'amministrazione. E l'amministrazione. Siamo proprio. Siete nelle fritti. nostre mani. Esatto. Pensate come Beh, sono ragazzi, messi. ma c'hanno i cartelli, viva l'Italia, ma guarda che roba, viva Sì, l'Italia. siamo tutti colleghi. del centro di Ah, beh, elaborazione oggi dati. veramente siamo onorati di ospitarvi e speriamo che voi cosa chiedereste a Spinetta di starsene a casa, tipo? Esatto, e soprattutto di non togliere le attività dal nostro settore come dai settori che sono in pericolo, cioè il pericolo è che noi siamo i doppioni di colleghi dell'Air Della France, certo, è E normale, quindi quelli ci si comprano tolgono il all'Italia lavoro. e si portano il call center. Io chiamo il call center, scusi qui, che schifia. appunto. Esatto. Ma come mai lei in esatto. prima Sarà fila? così. Je Succederà- non comprends pas, excusez-moi, je suis français. Allora cazzo, io sono italiano, pensa che casino. Succederà proprio così. Ma veramente, noi sì. ridiamo e scherziamo per battute, l'Italia è il proprio. check-in sarà collegato a Parigi. Ma e non più- ci credo. Sì. Cioè, Se bisogna io per andare a Parigi? prenotare un volo per Catania devo passare per Parigi. Esatto. Sì. Il check-in lo fai là. Ma com'è? Ti viene comodo, no? Ma è una cosa non ci posso credere. I suoi colleghi sono in sesta fila, sono quelli del bagagliaio. No. Vabbè, allora noi, come avete già, Sì, la che nostra abbiamo finestra seguito, è aperta, quindi chi ha orecchie per intendere intenda. Ma voi sareste più contenti se l'Alitalia venisse, perché insomma è naviga in brutte acque, questo Sì, lo sì, sappiamo, questo, se venisse comprata tipo da Air One? A noi interessa Dalla mantenere- padella alla brace, dice? A noi interessa mantenere il posto di lavoro. Ecco, Questa chi è la cosa compra, più- la compra. Questa è la cosa più importante. Spinetto dice che adesso non so, io adesso non sono preparatissimo Sì. perché ieri non ho seguito bene, Sì, ieri è però stata una giornata mi era un po'- parso di dire che aveva avuto delle, cioè, ha capito che la situazione qui è un po', Sì. un po' dura e lui aveva detto no vabbè esubereremo di meno. Ma solo per qualche settore, il settore di Fiumicino. Ah, ho capito. Chi fa le per ali, noi- ti immagini? Per noi purtroppo la situazione non se ne
ne parla, questo è il brutto. Noi sì, siamo perché qua. i sistemi informatici, il call center, l'amministrazione sono 3 settori di cui non si parla assolutamente. Però siamo in forte pericolo, questo lo voglio dire proprio chiaramente. E noi lo diciamo, visto che il 13 e 14 c'è. Adesso stanno poi parlando tutti di Alitalia. Certo. In questo momento non nessuno. Cioè noi abbiamo qualcosa con l'Alitalia. Una cosa siamo certi, se la compra Berlusconi la chiama Forza l'Italia, che non so se. Beh, sì. No, perché loro subito, vedi, i francesi hanno subito scritto. Beh, Prato dice dobbiamo essere obiettivi. Prato, no? Conosce. Prato, obiettivi con i francesi, perché anche loro si sono presi un'italiana per un lavoro a tempo determinato all'Eliseo. Quindi va bene, se noi abbiamo dato voce, mi fa piacere. Mi fa piacere, continueremo noi nei giorni così a parlare di voi, sperando che qualcosa succeda. Sì? Ah, ok, no, niente, mi dicono che il Negramaro sta quasi per arrivare, devo dire, lui non c'era prima, non era neanche in zona, la radio non si prendeva qui in via. No, in via. Ma da quando ha sentito, insomma, che abbiamo parlato del gruppo dicendo che è l'unico che suonerà a San Siro. Sì, è vero. Ogni volta che uno dice San Siro. Guarda, eccolo là, Vasco un'altra volta. Vasco. Non ti va giusto il fatto che sono a San Siro? No, adesso ma non è tuo San Siro. Non è che sei residente a San Siro, no? L'ho comprato giorni fa. Ah, l'ha comprato, ho capito. Sì. E ho fatto un mutuo. Ah, per San Siro? Fino a quando paghi? Ci suono quando cazzo mi pare. Sei democratico? Lo decido io. Certo. Eccolo. Vasco, grazie. Come parli di quel campo là? È incredibile, quando parte che appena uno dice la parola, com'è che dice? Vasco? Subito, puoi dire qualsiasi cosa. Subito, San Siro. Subito, vedi? Allora, mozzarella di bufala, l'ultimatum della UE. Hai capito che cos'è l'UE? Unione Europea. I napoletani rispondono alla UE. UE. Che minchiata questa. Questa è proprio nel paradiso delle minchiate. Questo è proprio. Mi fanno cenno. Sì, perché c'è sta cosa delle mozzarelle che sai che pare come pare, come si dice ci sia la diossina perché sai dentro dei rifiuti, bruciano i rifiuti, il fumo va in aria, poi cade la pioggia scende, la mucca bruca l'erba con la diossina, poi la mucca fa il latte viene impastato, si fa mozzarella e c'è la diossina. È un ottimo modo però per me per produrre diossina. Levi la mozzarella e hai fatto la diossina, cosa vuoi? Faceva le mucche che fanno. Vabbè. Comunque Tokyo, i giapponesi hanno detto stop alle mozzarelle. L'assessore all'agricoltura della Campania dichiara: prima di condannarci tirate fuori le provole. Questa è la numero 2 sempre nella hit parade. La numero 2, ecco. Vogliamo mettere una canzone prima dell'arrivo dei Negra? Allora, Negra, detti così alla giovane. Alla giovane. I Negramaro, ma voi ve lo ricordate a Viva Radio 2 minuti? Quando una puntata c'era San Giorgio che faceva 2 minuti, avete 2 minuti di varietà e se ne andava, meraviglioso. Vabbè. Allora, da oggi, mi hanno scritto, stavo leggendo, mi ricordo che da oggi sul sito, quello mio che io non so di avere, però hai un sito? Sì, www.rosariofiorano, io non avendo il computer non ci so andare. Rosariofiorano.it è possibile vedere in anteprima il video. Ho fatto un video. Incredibile, il video del remix di Chi siamo noi. Chi siamo noi? Hanno fatto. Sì, hanno fatto un video, non so chi, ma l'hanno fatto. Marco quindi sicuramente. Se uno va su questo sito qua di questo personaggio, rosariofiorano.it, può sentire il chi questo personaggio. Siamo noi. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Ragazzi, roba pesante questa, E chi è Gabbana? Allora, ti ricordi? Ti ho detto prima che sono state alle terme? Sì. A un certo punto c'era la musica, stavano ballando, valsano, la media è altina lì. Io sono arrivato, ho detto scusi DJ, gli ho detto un signore di 80 anni che era lì che metteva ho detto che c'è? Le posso dare un disco? Ma che cosa è?
Eccolo qua, questo. Gli ho messo questo. Allora, se tu senti questa musica, ti mangi un cofanetto di brugna cacaiola, Poi vai avanti. e metti questo pezzo, sai che succede? Vai col volume! Infatti questa non è la batteria. Ma senti cos'è, ragazzi? Yo. Negli anni 90 si usava in questi dischi mettere un campione che c'era sempre. Il campione è questo, senti, faceva così. C'erano alcuni campioni, si chiamano. Campioni sono pezzetti di altri dischi messi. Uno che si metteva sempre negli anni 90 era. Oh yeah! Poi c'è stato il periodo di One, two! Anche in spiaggia c'era. One, two! È vero, ce n'era un altro che faceva. Sentite che roba, ragazzi. Ecco, Vasco, anche in mezzo ai dischi entri ora. alle sue intermezzo. Ma non abbiamo detto nessuna parola, non abbiamo. Allora me ne vado. Bene. Chi siamo noi? Entra dentro i Sì, dischi. sì, ormai dappertutto. Ok, grazie. Allora andate su www.fiorello.www. E adesso è il momento di sapere. Mozzarelle alla diossina. Ancora? Alla diossina ci siamo accorti che qualcosa non andava quando abbiamo visto le mozzarelle in carrozza fare le corse ad Agnano da sole. Certo. No, stemperiamo, le nostre mozzarelle sono a posto. Sì. Hai capito? Senti da che pulpito viene la predica, dal Giappone, capito? Sì. Arrivano, i pesci per il sushi vengono da soli qua. Sì. Neanche li ammazzano, si uccidono da soli qua. Sì, fanno arrivano, karakiri. sì, fanno e fanno. No, adesso che poi i giapponesi, capito? I cinesi, Stessero a giapponesi. casa loro. Sai, facciamo basta! non rompessero E le allora, mandorle. prima che chiamo Ciarrapico, vi faccio vedere io poi. Lo chiamiamo Ciarrapico? Sì. Che ci abbiamo Ciarrapico? Lo Sì, chiamiamo pure. Ciarrapico? Adesso? Ciarrapico voi sapete, no? Sì. Spiega tu, Cremonesi. E niente, Cremonesi, Baldini, lui Antonio. Cremonesi o Baldini. 3 minuti, solo 3 minuti. Dicevo, Ciarapico è stato contestato perché non rimpiange il suo passato fascista di simpatizzante fascista. E allora Ciarapico l'ha detto lui pubblicamente, allora sai, siccome è candidato con la destra, sono venute fuori delle polemiche, chiacchierato. Sì, dimmi. Ti posso interrompere? Che è successo? A proposito dell'Alitalia, mi è arrivata una battuta Di poi ogni Carmelo? tanto arrivano battute e le fa il nostro bassista, che è quello là che vedete col basso. Amici voi della radio non potete vedere. No, Lui ogni Marx. tanto sente gli argomenti, dopo mezz'ora manda una battuta Sì, sull'argomento che noi abbiamo trattato 20 minuti Qualche prima. volta anche il giorno dopo. Scritta a matita, e lui credo essere l'uomo più demenziale della terra. Sì, penso di sì. veramente. Allora, attenzione, ve la leggo, Positivo il silenzio dell'Air France, 2 punti. Chi tace a call center? No! Ma vi rendete conto? Mi si è cariato un dente Carmelo proprio. il bassista. Sì. Adesso per punizione fai un giro di basso. Qualsiasi cosa fallo, vai. Questa si chiama sleppata. Sì. La sleppata a casa Guarda, mia. adesso si uniscono tutti i musicisti, guarda, una alla volta, Adesso Michael Rosen col sax entrerà, attenzione. Ma che bravi che sono, ragazzi! Oh! Sembra un pezzo di culo di game. Ehi! One, two, three, four! Eccoli, bravissimi. Chiamiamo allora Ciarrapico. Giuseppe Ciarrapico, sentiamo se è a casa. Centralino di casa Ciarrapico, buongiorno Sempre Gabriele. loro, vabbè. Buongiorno, è possibile parlare con il signor Ciarrapico? Rasto Signoretti chiamato signor Ciarrapico. Le ricordo che il re delle acque minerali, Come la Gabriele. dobbiamo chiamare allora, scusi?
Lo deve chiamare Sua Eccellenza Gerarca Diuretico Giuseppe Ciarapico. Vabbè, chiameremo così. Un attimo, vedo se c'è voglia gradire nell'attesa un po' di nostre offerte che mandiamo col nostro call center dell'Alitalia che in questo momento non ha lavoro e lavora con noi. Va bene, ok, sentiamolo. Ale, questa musichetta. Allora, sentiamo. C'è qualcuno? Siete in linea con il centralino automatico di casa Ciarrapico. Bene. Se desiderate il bambolotto che cammina, Ciccio Bello marcia su Roma, No, grazie. digitare 1. Non ci interessa, no. Se desiderate la crema italica abbronzante, faccetta nera, digitate 2. No, grazie. Se desiderate lo snack manganello ai 5 cereali Neanche questo. con i punti del mulino bianco Balilla, digitare 3. No, grazie. Grazie, non ci interessano queste cose. Noi vogliamo parlare, come ha detto, con il gerarca diuretico Ciarrapico. Un attimo che vedo potestà. No, vuol dire casomai dove sta. No, voglio dire proprio potestà. Ah, ok, vabbè. Allora, lei non si preoccupi, la collega con il balcone da cui sta parlando. Sentiamo. Ecco la folla. Combattenti Ehi. de cielo, de terra con aerei e di acqua minerale. L'ora delle decisioni irrevocabili è giunta. Ecco. La sociaria, anzi l'impero sociale, Sì? boicotterà le Olimpiadi di Pechino. Boicottano le Olimpiadi di Pechino. Ma Gli pensa- atleti da nazionale sociale Sì. non andranno in quella. Gerarca diuretico, scusi. Chi è che starò perché? Benissimo, Baldini, viva Radio 2. Ci fa piacere vedere che allora, insomma, questo impero ciociaro boicotterà le Olimpiadi per protestare contro la repressione in Tibet da parte della Cina, insomma, ecco. Siete a favore dei diritti umani, lo sapevo che, insomma, lei era un moderato. Moderato sta cippa. Ecco là, preciso. Noi boicottiamo Olimpiadi perché i comunisti cinesi Sì. ci stanno di coglioni. Benissimo, ragazzi. Scusi, ma non per sapere, quali saranno i famosi atleti dell'impero ciociaro che boicotteranno le Olimpiadi? Sono gli atleti più temuti. Più Sono temuti. quelli da nazionale sociale di hockey su ghiaccio. Ma scusi, in ciociaria non c'è il ghiaccio, non... Ci preoccupi lei. Che quando c'è una squadra nella zischini sociali con le mazze da hockey in mano, il ghiaccio diventa l'ultimo dei problemi. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Facciamo finta di non aver sentito. Grazie. Va bene, saluto. Ecco. E soprattutto, se vedemo. Se vediamo? E vi ricordo che se vedemo è un saluto. Bene, grazie. Grazie, arrivederci. Questo è il pezzo dedicato a Enrico Cremonesi, se l'è suonato da solo, Nano Nano. Nano Nano, sta per arrivare Nano Nano, Negramaro, stanno arrivando. Quante canzoni belle hanno fatto. A me piace quello che fa Parlami d'amore, che c'ha quel... Sì. Bello il pezzo fatto con Giovanotti, ve lo devo dire, bello. Sai cos'è? I Negramaro, io dico, sono la rivelazione, l'unica vera novità musicale degli anni zero. Sì. Cioè gli anni zero sono quelli che vanno dal 2000 al 2010, ad esempio gli anni 90, chi è stata la novità musicale, qual è stata gli anni 90? Io, cretino, certo, è vero, scusami, come non ricordare capolavori come Spiagge e Lune? Sì o no? Allora che sta pigliando un po'? No, figurati. Io ero uno che faceva cantare la gente negli anni 90 e facevo le cover, capito? Le cover? Sì. Minimo sforzo, massimo risultato. Anche a Napoli, se per questo. Però. Io potevo stare. Veramente. Gli anni zero i Negramaro sono stati, pensa, quella vecchia volpe di Caterina Caselli. Subito. La conosco, mi ricorda amici ascoltatori, i tempi quando aveva il caschetto d'oro. Che cosa succedeva? Non te lo posso mica dire. Non fate di caschetto che è meglio. Devo dire che ne battezzavo parecchie a lei. Sì, infatti lei fu una di quelle che ebbe il piacere di conoscerla, diciamo così. Mi ricordo quella sera con le gemelle Kessler, amici ascoltatori. Sì. A me mi fa ridere. Mi fa ridere. Pensare Mike Bongiorno che fa sesso a tre con le Kessler. Sì. Con il frustino. Sì.
del cavallino Michele. Che non ti fa ridere? Sì. Oppure pensare che so, Mike Bongiorno a letto con Lola Falana. Però lui vestito sempre così, capito? Come lo vediamo nudo noi. ma con la cravatta. Esatto. Allora, i Negramano arriveranno tra qualche minuto. Mi dicono che abbiamo anche una radio promozione. Perché no? Dai, Perché no? sentiamo. Coprimi la. Come fa l'inizio? Fammi sentire come fa l'inizio. Resta con la sabbia sotto il ponte quando pensi che siano troppe le parole. Bella, vai l'inciso subito, parlami d'amore. E il problema è che quando c'è l'inciso su parlami d'amore io me ne vado, non posso più tornare al microfono. Allora faccio l'ultimo inciso, me ne vado e parte la pubblicità. Vai. Parlami d'amore. Pubblicità. Nero Giardini, calzature e accessori uomo-donna, stile, grinta e passione caratterizzano le collezioni realizzate interamente in Italia. Nero Giardini offre un'ampia scelta fra modelli classici dal design intramontabile e proposte fashion dal gusto moderno e metropolitano, sempre con grande attenzione per i dettagli e per i materiali di alta qualità. Nero Giardini ha un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Nero Giardini, il vero made in Italy. www.nerogiardini.it. Siamo dal vivo, eccoci, via Asiago, viva le due. Sul giornale in prima pagina c'è una foto di Milva, la cantante, la pantera di Goro. Dice Milva 2 punti, virgolettato, vi racconto perché ho un conto in Liechtenstein, perché è uscita la lista di quelli che hanno i conti, uno pensa, dice chissà, allora avrà avuto un buon motivo per averlo, per evadere e mettere i soldi all'estero, ce l'avrà avuto sto motivo. Lo vuoi sapere qual è il motivo? Te lo leggo. Vai. Conti segreti? Mio marito mi diceva pensa alla vecchiaia. Hai capito? Quella è la motivazione, pensa alla vecchiaia, giustamente. Allora a questo punto, signori, pensiamo alla vecchiaia e mettiamo i nostri soldi all'estero. Averceli, sì, però. Ma tu ce l'hai, Baldini. Ce l'avevo. Baldini, ce l'hai. Allora, signori, siamo pronti? Sì. Sta per entrare il nostro Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Com'era quello? Yes! Era così prima. Questo è Giuliano San Giorgi, ci fa uno dei campioni più famosi degli anni 90. Ma se lo ricordo, più o meno. Più o meno era così. Perché San Giorgi erano più belli i tuoi, però. San Comunque, Giorgi... ma quando vi internano a voi due? Ci hanno provato. Incredibile. Senti l'accento salentino, mi piace tanto a me l'accento salentino io. Oh, senti, ma guarda che non sono di Lecce, sai. Di dove sei? Forse sono di Torino. Sì, come non si vede. Si sente e si vede. Ma sei da solo? Come mai sei venuto da solo? Perché stiamo facendo le prove, quindi meglio non perdere tempo per voi due, no. Dovreste essere internati, per cui sarebbe perdita di tempo, però no, scherzo. State facendo le prove? Stiamo facendo le prove per l'estero, il 2 aprile partiamo. Ma vi conoscono all'estero? Già? Piano piano, no? Cioè, nel senso, voi andranno a Colonia con la K, che è in Germania, sì. Che sembra quasi una città figa, giovane. Colonia, Monaco, Vienna, Londra, Berna, Zurigo, Barcellona e Madrid. Londra. Pure a Londra, andate nella Tana. Come si dice amaro in Londra? E in Inghilterra amaro come si dice? No, il black? Bitter. Black bitter. Black bitter, Negramaro, sì. Nero sarebbe black. Vabbè, c'è il bianco e il rosso e anche il black bitter. Fantastico. Devo dire, facciamo i complimenti perché qua tutti conoscono le Io non ho vostre ancora salutato loro che stanno qui e il quelli pubblico, che stanno a casa. il pubblico. Tra l'altro l'unica band. Non dire quella parola. Fiore, non dire quale? Non dire band. Band. Vabbè, band lo può dire. Non dire la parola. No, non te lo posso dire. Dimmela. Noi suoniamo il 31 maggio dove? Non lo dire però. Non lo so, non mi viene. A San Siro. Ecco, sapevo che è tornato un'altra volta. E casa mia. Lo so, c'ha il giardino di casa. Vabbè, basta, però. Volevo chiedergli una cosa a cantare. Dimmelo. Quanti biglietti avete già venduto? Siamo già tanto, punto, capito? Porca droga!
ma veramente siete emozionati di questa cosa? Sarà una festa, ci saranno anche gruppi dall'estero che apriranno il pomeriggio. Tipo chi? I De Fratellis, gli Users, che sono gruppi comunque. No, mia madre li conosce questi. Fiore, tra noi giovani. Gli Users? No, sono comunque gruppi che all'estero comunque vengono da varie parti dell'isola, non mi dire dove, non mi ricordo. Vabbè, però. È bello, sarà un pomeriggio rock and roll in qualche maniera. E la sera ci sarà sto concerto festa di Negramaro, unica data in Italia. Abbiamo tutta un'estate scorsa nelle arene, dall'arena di Verona a Taormina, poi abbiamo fatto 70 teatri. Detto, Taormina me l'hanno detto. A Taormina. Ce l'hanno detto pure a mio pace. Ma sai che cosa facevo? Andavo nei posti a Taormina nel periodo in cui loro andarono lì a suonare, ovunque entrasse. Oh, meglio, ci sono stati in Negramaro, qua hanno mangiato qua, lo sai, sì, davvero, te salutano, In qualsiasi posto vado a prendere una macchina, devo andare in aeroporto, minchia, ho portato in Negramaro. Vabbè, Fiore, però. Ma che avete fatto a Taormina? Stavate sempre in giro? No, mio padre ha fatto qualcosa, lui è siciliano. Siciliano, magari questi Natali di Caltanissetta. Ma dai, e come ci sei finito nel Mia Salento? madre di Copertino, in provincia di Lecce, mio padre di Caltanissetta. E dove ci sono incontrati? A Taranto? No, a Reggio Calabria. A Reggio Calabria? A Lecce, hanno studiato insieme a Lecce. Senti, com'è che va scoperto la Caselli? Curiosità, gli avete mandato classico, gli avete mandato ancora? Come avete fatto? No, noi suonavamo tanto in giro già all'epoca con un'autoproduzione, perché comunque a Lecce avevamo cominciato. E lei vecchia volpe subito? Ma è stato bello il momento in cui ci siamo scambiati. Non è carino dire vecchia volpe. Esatto, la Caselli. È terribile. No, però si dice no, è stato, vecchia volpe. devo dire la verità, è un modo di dire. Un momento bello comunque, tanti e tanti anni fa ormai, però è stato un momento bello il fatto che si sia deciso tutto intorno ad un tavolo, una chitarra e voce e basta. Quindi chitarra e voce. Cioè, tu cosa suoni? Chitarra e pianoforte. Anche pianoforte, sì. Capito? Il signore gliele dà tutte. Però ho un sogno nel cassetto. C'è? Vale. Duettare con Fava? Esatto. Ma quella non è facile. Non è facile, vedremo. Non è facile. Fava lo devi convincere. Potete contattarlo, vedere se no, tra un po' so che ha lavorato. Però facciamo una cosa. Ma anche se potesse venire a San Siro. No, come no? È scappato. Si è addormentato. Arrivato ciao. Ora non vale, basta. Purtroppo era impegnato. No, era impegnato, vabbè. Scusa Giuliano. Sì, dimmi. Cremonesi da stamattina alle 6 che io lo vedo. No, devo dire la verità, mi ha chiamato a mezzanotte e mezzo ieri. Hai visto? Ha preparato tutto il suo repertorio. Devo dire, ogni canzone è un successo, cioè ogni canzone è un singolo, come si dice, perché sai, oggi fai un LP, un CD, 12 canzoni, 3 sono belle, le altre sono lì in mezzo. Invece Negramaro, devo dire che ogni canzone è una storia a sé, e poi quando senti Negramaro, messaggio promozionale. Sì, quando senti Negramaro non puoi sbagliare, li senti e dici minchia, Negramaro sono. Cioè, non è che dici, sai, ma chi era? Perché capita, dici no, Antonacci? È capito? Comunque volevo dirti che un conterraneo tuo adesso, con Paolo Buonvino, lo conosci? Come no? Cioè, Negramaro e Buonvino. Siamo candidati cantina sociale. Ma veramente vabbè, c'è una storia incredibile. Sì. Buonvino e Negramaro, infatti va bene. L'altro giorno era rimasto imbottigliato e mi ha chiamato. Infatti, quando muore lo infiascano. Avete di dire casate. Volevo dirti che siamo candidati al Davide di Donatello con col brano con Dolores O'Riordan senza fiato, perché lui ha fatto la musica, io il testo. Per me, per Dolores. Sì. Per quale film era? Cemento Armato. Ah, vero, Cemento Quindi Armato. Volevo dirti una cosa bella di casa tua. Che era? Ah, tale a gioco. Era questa, certo. Senza fiato. Senza fiato. Vogliamo cantare? Ma Sperandeo non c'è. No, arriverà, vogliamo farlo un pezzo, signori. Lo facciamo. Sì. Negramaro live. Quale fate? Con cosa iniziate? Parlami d'amore. Ma parlami d'amore? Sì, Gioia, dai. Ah, ma è quella versione che avevi fatto? Sì. Ah, perché allora San Giorgio di Negramaro, uno dei suoi sogni è quello di cantare uno dei suoi pezzi swing. Sì. E allora Cremonesi ha detto, vabbè, lo arrangio io. E allora quindi Parlami d'amore, una versione. È stato un grande Cremonesi e la band sono stati pazzi. Swing. Stanotte all'altro. In Negramaro e Cremonesi Band. Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siano troppe le parole. Dimmi se
che c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano troppe le paure. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza parole, amore. Parlami d'amore, se quando muore un fiore mi troverai senza respiro, amore. Crolla il tuo castello tra la sabbia, rabbia e sole, quando pensi che siano dolci le parole. Mi dici che c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano vane le paure. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai senza respiro, amore. Parlami d'amore, se quando muore un fiore ti troverai senza parole, amore. Senza respiro, amore. Senza parole, amore. Senza respiro, amore. Senza parole, amore. Show. Bellissima versione swing. Negramaro Swing, ce l'abbiamo solo noi in vendita già da oggi pomeriggio. Da oggi pomeriggio qui davanti a... Vuoi stare lì, Giuliano? Che devo fare? Ditemi. No, Qualcuno mi dica. ma quando entrasti a Viva Radio 2 minuti e facevi 2 minuti di varietà era meraviglioso. 2 minuti. Sì, bravo. Oppure la morte che viene. E facemmo un record d'ascolto quel giorno, mi ricordo. Sì, record d'ascolto. Scusate, avremo un collegamento col pullman di Veltroni e sentiamo un po' che cosa fanno i ragazzi. Si diverte. Sentiamo. La vecchia ha fatto quante mezze abbiamo via, Berlusconi. Ragazzi, ha detto Walter che dobbiamo scendere per attaccare in giro i manifesti della Bindi. Che palle, piove pure. Oh, ma state sempre a scherzare. Chi è che ha disegnato i baffi alla Bindi? Ma quale scherzi, i baffi sono i suoi, la foto, è così. Ragazzi, se attacchiamo i manifesti ci citano per atti osceni. Ma sono proprio. Allora, scusate, vediamo. Che? Arrivano notizie, si possono leggere? No. Andiamo in galera? No. Andiamo in galera. Non ecco, si dai. possono leggere. Il sindaco di Caltanissetta, patria dell'amaro Averna, manda in esilio il padre di Giuliano. Che tra l'altro sono cugini lontani di mio padre. Chi? Di Averna. Ma veramente? Negramaro, Averna, buon vino, ragazzi. Allora brindiamo, ragazzi. Salute, eccolo qua. Alla vostra, c'è veramente. c'è vino veramente. Oggi stiamo bevendo un Paolo Scavino Corale, non so cosa sia. Qualcuno lo conosce il vino Paolo Scavino? Secondo me è Guttalax, però ci hanno fatto uno scherzo. Scusate, chi abbiamo adesso? Abbiamo qualcosa? Sì, i programmi della sera. I programmi della sera, non vedo l'ora di dirli. Dai, ecco. Vediamo se c'è la signorina. Signorina, perché fa quella faccia enigmatica, un po' sexy? Buonasera. Buonasera. Su Rai 2. Oh, finalmente cominciamo bene, su Rai 2. E stamattina alle 11. Ma perché stamattina alle 11? È andata in onda Piazza Grande con quella simpatica polpettina di Giancarlo Magalli. Ma no, dai, mi pareva strano che le leggesse. Vabbè, vada avanti, si legga come si deve. Su Rai 2 domani alle 9:15. Domani? Perché domani? Andrà in onda la terza puntata di Garden con quel pollicione verde di Luca Sardella. Vabbè, chi se ne frega. In questa puntata si parlerà di come concimare il giaggiolo. Giaggiolo. Per me è giaggiolo. La faccia finita, basta, legga i programmi seri, per favore. Su Rete 4. Sì. Alle 18:40. Vabbè, alle 18:40. Tempesta d'amore. In questa puntata, secondo me, Werder si farà Fiona in tutte le salse. Ma non le dica ste cose, non faccia commenti, dice la trama, ma non si può, scusi. Vada avanti, quando ha bevuto. Su Italia 1. Sì. Alle 21:10. Su Italia 1, sì. CSI. Oh.
Le scene del crimine. Sì. Questa sera l'agente Grissom Sì. prenderà il colpevole grazie al DNA estratto da una caccola Ma attaccata perché? sotto una scrivania. Ma no, basta, dica Rai 1, per favore, dica Rai 1. Allora. E su Rai 1 alle 21:45. Sì. Calcio. Oh, l'ha detta giusta. Amichevole Spagna e Italia. L'ha detta giusta, meno male. Io mi sono giocata alla SNAI lo 0-1 per l'Italia. Ma chi Lo se- danno 8, lei Baldini? Ma che perché no, io non mi sono giocato niente. Vada via, basta, è finita. No, non ho giocato niente su questa. Dicevo. Su canale 389. Cos'è il canale 389? Hot Channel. Basta, non si va avanti. Stasera tardi. Tardi? Ma molto. Meno male, così fuori dalle Tardissimo. fasce protette. Andrà in onda il film. Il film è... Andrà in onda il film hard. Furia Nana. Furia Nana. Ma dai. Ma dai. Allora, San Giorgi, Sì. preparati. Tra un po' arriva, con Cremonesi Di Fava non si sa nulla. Arriva tra un Di po'. Fava non si sa nulla. E Arriva tra un dopo, po', arriva. allora Fava vuole fare, secondo me vorrà fare Sì, 3 quella- minuti. 3 minuti. Quella vuole fare, che lui Sì. sai, ci si può svisare Tu con la canti e tromba. lui suona. No, non so, però sai, lui. Faremo una versione cappella magari. Lui fa la voce e Fava fa la Esatto. musica sopra. Senti, vogliamo Sì. collegarci con Amici? Ah sì. Amici? Stasera Vediamo un c'è? po'. Stasera c'è. Stasera c'è in prima serata, staranno Nel facendo frattempo, le ieri prove. sera è andato in onda invece X Factor, dove io lo vedo sì. sempre X Factor, Sì, sai, a me piace, farà pure lo so. l'8%. a E me tu piace. sei quello 0, No, perché mi piace proprio, sono bravi, Sono bravi a ragazzi, cantare, ragazzi, sì, sì, quelli sono che molto bravi. io dico, quelli che eliminano da X Factor vincerebbero Sanremo Sanremo, Giovani, sì, sì, è subito. vero, subito, è vero. Così, quelli che eliminano da X Factor. Figurati gli altri. Pensa, poi ieri sera è entrata una, non mi ricordo come si chiama, a sorpresa. Alla fine cantava in una maniera, dice, ma dove sei stata tutto questo tempo? Dico, chiusa. pensa te, Ma brava, sì, sì, ci brava. Allora, Silvia Aprile si chiama? Silvia Aprile si chiama. Sì, è arrivata un bravissima. po' prima. perché- Se trovi la registrazione, Lolli, ha cantato quella dei. Quale ha cantato? Quale ha cantato? Non so cosa ha cantato. Why? Hai Sì, capito sì. qual è? Why? Hai capito di chi è? Di Annie Lennox. sì. Capito? Se la troviamo vi faccio sentire, perché Sì. veramente vale la pena. Ragazzi sconosciuti che cantano in maniera incredibile. Sì. Allora, nel frattempo andiamo all'altro reality che parla di musica. Sentiamo, che c'è Marco amici, Carta. sentiamo un Si po'. sta provando Marco Carta, stasera deve battere la squadra bianca. Ma sentiamo se Marco Carta con Grazia Di Michele, che è la sua insegnante, sono lì che provano. Sentiamo. Seduta in quel caffè, È lui, è lui. io non pensavo a te, È lui proprio. guardavo il mondo acá, girava il mondo a me, intorno a me, Sì. poi d'improvviso lei sorrise. Ma che cosa ce n'era da sorridere? Quando canti tu, piangono anche i muri! Non sai cantare! Ora piange. Ecco, piange. Grazie di Michele, io ti odio, tu ce l'hai con me perché sono sardo. No, ma no, sei stonato. Non Tu sai. mi odi perché sono un piccolo petalo cagliaritano. Tu mi esecri. Sai che vuol dire mi esecri? No! Ecco, lo sapevo io. Io lo so, tu mi esecri perché sono un lucente artista sardo, con 2 S. Non ti odio! Dico solo che non sai cantare! Che sono piccoli Non sai neri. cantare neanche le canzoni per bambini! Io sono un artista poliedrico, so fare tutto, canto di tutto, sono una splendida voce della Sardegna, sono una pietra preziosa incastonnata negli scogli della Sardegna. Ah sì, Cantami Heidi! Heidi? Perché piange? Piange ancora? Perché? Grazie di Michele, tu provi disprezzo nei miei confronti. Maria! Iurma, dove siete? Maria, avete sentito? Vuoi farmi cantare Heidi perché ci sono le caprette che fanno ciao? Ah, certo, allora. Perché sono sardo, mi certo. disprezza, grazie di Michele, a me le caprette mi fanno ciao, mentre a te ti prendono a cornate. Grazie di Michele, sei invidioso del mio talento infinito, io sono un giovane avvenente, mentre tu sei un anziano decadente. Ce l'ha proprio a Io morte. non ce l'ho con te! Ecco. Tu non sai nemmeno dove sta di casa accanto! Ancora. Datemi una bombola d'ossigeno. Avete sentito? Mi odia perché umilio regolarmente la squadra bianca col mio canto. Grazie di Michele, lo sai che Marco Pannella per non mangiare guarda le tue foto, tu mi odi. Io non ti odio!
Indovina Va quale, bene. quale canterà. Quando sei Eccola. disperato Sempre questo. come me, senza te, ma tu che suoni a fare? Cosa ci sei a fare qua? Quando sai di essere sbagliato come me, che muoio senza te. Che fastidio. Interrompi questa angoscia! Tu non sai cantare! Io non so cantare? E allora Ora va a tu finire sei male. l'Italia-Corea della musica italiana. Tu mi odi perché sei invidioso della mia robustezza ed energia isolana. Non sai che ti dico, sei una vecchia calonetta. Ecco, Hai basta. la cellulite pure sulla Staccate. lingua. Mi parisi una Grazie, grava, canti basta. come una saracinesca, Va a sempre finire da male. ti odio. Sandara del Suffemo, sei vecchia Basta, ruccusa, grazie. brutta scimpra, arroghettata corruda. Maria! Basta. Negramaro con noi. Aspetta, Negra, è uscito il 31 maggio. Dov'è? No, il video del singolo sarà girato all'Arena di Milano lunedì e martedì, vero? Lunedì e martedì, e c'è uno special guest che è Pistorius, sapete, Oscar Pistorius, no, quello che Il brano si chiama Via le mani dagli occhi, per cui penso che nel momento in cui Pistorius sta cercando di farci vedere delle cose del lato umano molto più forti di qualsiasi altra politica. Ma a sto punto non so neanche se Pistorius ci voglia più andare alle Olimpiadi. Vabbè, dopo intanto queste ha fatto storie. vedere che si può andare avanti. Tu sì, pensa a beh. un ragazzo che ti taglia le gambe e che riesce a raggiungere questi sogni. Che Per noi è pensa- un simbolo di quella lealtà che dovrebbe Che coraggio, avere. ragazzi. Cioè, io già ho il mal di testa, mi fermo, non faccio più Sì, niente. sì, infatti. Cioè, pensa a lui che forza. Questo è che c'è quel momento che fa rabbrividire, fa rabbrividire. Quindi girerà un con momento voi- Sì, ha ascoltato il brano, era a New York, l'abbiamo mandato perché avevamo avuto quest'idea di sostenerlo in qualche modo. Corre? Sì, corre all'interno credo velodromo di Milano. però. Sì, all'arena. Che pezzo ci fai? Cremonesi, io aspetto, però vado avanti. Sì, no, dopo arriva a fava. Dopo a fava Non alla faccio fine. il karaoke, per cui non è leggera la cosa. No, alla fine. Per la fava c'è sempre Senti, tempo. estate ce l'hai? Sì, ce l'ho. Io adoro estate. Vi piace estate? Sì, bella. Qui ho visto guarda, tutti appena sentire estate hanno fatto Estate, ragazzi, questo è un'anteprima. Aspetta, ti faccio provare l'effetto come se tu fossi a San Siro. Attenzione. Non dire quella parola. Porca miseria. Come se tu fossi allo stadio milanese. Allo stadio milanese, attenzione. Ladies and gentlemen, walk with us, you walk with us, Negramaro. Estate. In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugare parole che oggi ho steso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa subita allegria quando mi guardi, ma non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai, non sei finire mai, sei finire finire mai. Senti la folla dello stadio. E che folla è? San Siro? No, adesso gli è partito. Niente, Scusate, lasciamo perdere. posso dire una cosa, Cremonesi? Guarda che San Giorgi mi sa che ti batte come falsetto. mi sa sa anche a me. Sì, va su. San Giorgi? Sì. Scusa, Cremonesi? Ha solo Mattia Bazzato, vai. Cremonesi? Vai. Senti San Giorgi, senti questo, poi ne fai uno tu, ma senti. Aspetta. Ha una
farla sola, poverino. Scusa Sange, no, ho notato che nelle due canzoni è difficile cantarle perché c'hai sti falsetti. Io non ti dico il segreto. Come fai? Come l'incidente come Cremonesi? No. Per te un pezzo dei Bee Gees è proprio. No, non lo so, è la cosa che lo sai usare solo nelle tue canzoni. No, prova un attimo, Anima mia dei Cugini di Campagna. Anima mia, torna a casa tua. Ti batte Cremonesi. Aspetterò, dovessi odiare queste mura. No, questo era pieno. Sentite che roba. Torna a casa tua. Allora, aspetterò, dovessi odiare queste mura. attenzione! Dopo l'assolo di Cremonesi e San Giorgi, avvistato un branco di delfini nei pressi di Via Asiago. Com'è San Giorgi il delfino? Com'è? È bello! Inizia così lì allo stadio milanese. San Siro. Cosa hai detto, scusa? San Siro. Vasco, però potremmo parlarne, no? C'è un po' noi, un po' tu. Adesso lì non si entra più. Ma soltanto una giornata, il 31 e basta, maggio, basta. Non se ne parla proprio. Penso 2 pastori tedeschi. Ma siamo 6 ragazzi del Salento, ti vogliamo bene, per favore, va. Me ne frego un cazzo. Ecco, ha detto che non è importante. Quella è casa mia. Ecco, facciamo andare via Vasco che si ferma. No, non l'ho capita. Allora, senti, è il momento che tanto attendiamo. Quale? Alla pubblicità. Questo è il momento che tanto attendevamo, era la pubblicità. È arrivato Baldini, ha detto il momento che tanto attendevamo. Volevo dire Paolo Fava, ma c'è la pubblicità. Vabbè, ma la pubblicità è interpretata da te? No, è quella normale, standard. Ciatto Silvestro? Sì, anche quella. Tutto c'è, dai, sentiamo. Allora, ci siamo. Nel frattempo volevo ricordare e salutare, ricordiamo che domani non perdetevi Garden alle 9:15 sì, con Luca Sardella. Sì. Parleremo del terriccio per le begonie, il ficus beniamino e anche l'acero. Sì, l'acero. Le calle. Domani sì. è la nostra canzone preferita che io adoro, San Giorgi. Tu devi sentire sto pezzo. Questo è un capolavoro. Tu devi fare una cover di questo qua. È la sigla di Garden, sentite. Senti, eccola qua. Io non lo so. Io impazzisco su sto pezzo. Ma è l'inciso più bello del mondo. Tu sei Io, certo. l'anima che gioca nel mare. Tu sei Io proporrei Negramaro, dovete fare una cover del suo pezzo. Vabbè, senti l'inciso, eh? tu sei, Ecco. tu sei per me la donna che vorrei e in tutti i sogni miei. Io l'adoro sto pezzo. Tu sei Per me. l'azzurro nei giorni neri, la follia nei Grazie. Abbracci a Luca Sardellone, domani alle 15, tutto sulla patata. Sì. Ma dai! Su Hot Channel questo. Senti, parliamo di roba Molto internazionale. Sì, ragazzi, dai. roba internazionale. La rivincita dell'India sull'Inghilterra. La rivincita dell'India sull'Inghilterra, Sì. perché il grosso magnate indiano, come si chiama? Ratantata. È scritto qua, facciamolo vedere, che Sì, ecco. campeggia sul Corriere della Sera in prima pagina. Ha comprato la Jaguar e la Land Rover, Sì, cioè sì, l'indiano, c'è il senso di rivalsa. Certo, qui c'è tutto sui di colonizzatori che invece- vengono bene, colonizzati. esatto. Allora, abbiamo al telefono questo magnate. abbiamo al telefono Ratantata. In diretta da Mumbai, perché è Mumbai. Sentiamo Ratantata. Spero che ci sia un interprete, perché sentiamo se squilla il telefono in India. Ratantata dovrebbe essere. Allora, Pronto Ratan? Ratan? Tata? Sì. Tata Ratan? Tata? Ratan. Tata? Ratan. Tam, tam. Tata Ratan. Basta, è un casino.
Allora, c'è Ratan? Tatà? Sì, Ratan. Tatà. Ok. Tu? Sì, è Titi. Tatà? Tatà. Sai che andiamo avanti per anni in questa maniera, no? Allora, buongiorno. Buongiorno, interprete. Eccolo qua. Senta, Se vuole io traduce. posso chiedere Traduce tutto quello che dice Magnate. Ratan. Tatà? Sì, lui. Ok. Volevo sapere, siete contenti di aver acquistato un marchio inglese così prestigioso? Ratatanto pure. Non ne usciamo vivi qua. Io tatatam. Sì. Taratatam. Oh, che te patantam. Sì. O taratatam, 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 taratatam. Ok, può tradurre per favore? L'indiano stretto non lo capisco io, sa. Sentiamo cosa dice. Grande Magnate? Sì? Ratantata. Sì. Dice che è molto contento di operazione finanziaria, Meno male. di essere contento per il suo popolo e che finalmente gli inglesi l'hanno presa in culo. Benissimo, grazie. Senta, come cambieranno la Jaguar e la Land Rover adesso? Tatarratan. Cioè le vocali non esistono là, solo le consonanti. Rubalatatan, rumbuculatatam. Tarantutukul, tutatatam. Tarapapum papam papam paparapapum tatam taratatam. Che ha detto? Ci saranno 2 nuovi modelli. 2 nuovi modelli. Il Land Tata Rover Tatan. Sì, che cos'è sta roba? Praticamente è più lungo nome di macchina. Sì. E poi la Jaguar Tata. La Jaguar Tata. Che quando i genitori non ci sono potete lasciare piccoli in macchina. Certo. Senta, ci saranno altri accordi in futuro? Totò. Sì, le mocò. Qui non ne usciamo. Totò. E non so cosa vuole dire. Perché io. Totolo totò tata. Rotolo totò. Grande Magnate dice che sta cercando di fare un nuovo accordo tra il gruppo Tata e il gruppo Fiat per far nascere la nuova Fiat Tata. La fiatata? Fiatata. Perfetto, ok. Senta, avete deciso allora di conquistare il mercato italiano? Ratata. Ratatan. Metta la seconda. Certamente. Sì. Il grande Magnate Tata sta cercando di lanciare nuova auto per vostra regione Campania. Qual è l'auto? Tatangelo. Ecco, questo vi salutiamo. Il Tata 1. E vabbè, lo sapevo io che andavamo a finire così. Che devi fare? Mai più telefonate in India perché è difficile tradurre, è un casino. Lo so, io mi sento già male. Sì. Signori, ci siamo. Siamo al momento del jazz San Giorgio. Fammi una cortesia, ti devo istruire su come comportarti. Fai finta di niente. Deve essere serio. Guardalo. Adesso entra, tu guarda, poi deciderà lui se suonare con te. Sì, ok. Anche voi, anche voi pubblico fate finta con di le niente, dita, ok? con le dita così, capito? Pronti? Allora, dopo la pausa festiva è con noi Paolo Fava. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Mi piace la Pasqua. Sì? Perché? Non ci sono le ere. Certo, non ci sono le ere. Come ha passato le feste Fava? Domenica ho tenuto un concerto, scusate, purtroppo sono leggermente apparato. Raffreddato, vabbè, si soffi pure. Ecco. Perfetto, la soffiata di Fava. Eccolo. In sol maggiore. In sol maggiore, si soffia il naso, certo. Dicevo, ho tenuto Domenica? un concerto jazz a beneficenza. Per beneficenza. Dove regalavano delle uova di Pasqua. Regalavano le uova di Pasqua. Come si chiamava questa manifestazione? Fava di cioccolato. Perfetto. Con chi suonava con lei? Sono arrivato tardi. Suonava il fior. Il fior di musicisti. Fior. Certo. Fior del jazz mondiale. Cioè tipo? Jimmy Villotti. Sì. Michele Manzo, Tommaso Cappellato, Marco Minorello, che è arrivato all'ultimo secondo, Antonio Marangolo, Imano Manouche, Ale Stavolazzi e Roberto Rampazzo.
Conosce Roberto Rampazzo? No, assolutamente no, ma sono tutti musicisti jazz. E lunedì Pasquetta cosa ha fatto invece? Ma secondo me sono qua per raccontare i cacchi Vabbè, miei. che c'è? Ha suonato, ha fatto qualcosa. Un concerto per tromba. Sì? Fuori porta su un prato. Un prato? Ha suonato la tromba su un prato bello. Sembrava di essere a Woodstock. Come si chiamava il concerto? Tromba sui prati. Ah, perfetto. Bene, senta, oggi ha visto che con noi ci sono i Negramaro, c'è San Giorgi di Negramaro. Conosco, lei Fava li conosce? Di niente, ma Salve. Abbiamo lavorato insieme quando sì? loro non erano ancora famosi, ricordi? Sì. Facciamo quei 2 CD. 2 CD? Sì, uno si chiamava Amara Fava e l'altro Fava Negra. Senta, vuol suonare qualcosa con San Giorgi? Mi piacerebbe molto. Sono onorato, Fava. Grazie, sono onorato anche perché io vi stimo. Sì. Anch'io stimo lei, Fava. Noi stimiamo tutti lei. Vedi, mi danno del lei. Sono ragazzi che fanno. È il rispetto del jazz. Adesso così sembra che mi prendo. No, non sia mai. Non sia mai. Si permette perché lo prendo a trombate subito. Allora, mi piacerebbe. Mi piacerebbe tanto duettare con sul pezzo 3 minuti. 3 minuti. Uno senza R no. Purtroppo su quello. 3 minuti. San Giorgi Fava e San Giorgi meglio, dirlo così. Eccolo qua. Sentiamo. Sentiamo l'introduzione di Fava. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me. Sembrava una corriera. Forse basterà per ricoprirmi di bugie, come sai. Tu devi mostrarmi algo che ora non capito sei. Sull'autostrada alle 3 di notte. De convencerte en 2 minutos, solo 2 minutos, no nos malgastaré. È partito. Va. Partito. Come sale bianco brucerei. E bugie che ogni giorno dirai. Come è partita? Ma che? La stava pulendo, gli è partito un colpo, scusate. 1 minuto, solo 1 minuto per poterti dire. Grandissimo pezzo. Jazz lo trovate su MySpace. Grazie maestro. Su MySpace, grazie San Giorgio, grazie. Su MySpace trovate questo pezzo. Grazie, arrivederci. Allora, che ora abbiamo fatto? Mancano una decina di minuti. Ancora voglia. Io direi, se siete d'accordo, non siete d'accordo? Provare... no, cosa? A chiamare Mike, che cos'è oggi? Oggi è mercoledì. Non ci risponderà mai. No. Allora, intanto San Giorgio aveva espresso il desiderio di cantare My Way. Vedi i giovani che rivalutano il repertorio dei classici, dei brani, degli standard, così possiamo chiamarli. Standard. Abbiamo anche un testo. Avevo il piacere di sentire te cantare My Way. E te che fai? Ballo. Te da dentro canto con te. Fai qualche cosa del piacere era di sentire. Okay. Io sono veramente Poi posso dirti la verità, ho paura di Mike. Sa che dice di Negramaro? Sai cosa te lo dico io? Nel 62 quella volta nel Salento, mentre stavo bacchettando qualcuno dietro un cespuglio, bevi un negramare. Fu lì che vidi i ragazzi e mi venne l'idea li ho scoperti io, un classico. Voi provate a chiamarlo, solo se ce lo passate. Sì, infatti, al volo proprio. Noi partiamo con My Way, su richiesta di San Giorgi. Sì. Versione normale? Normale? Sì. Vai. Molto sinatrata? Ok. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case.
on which I'm certain I believed a lie that's false. I travel each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too fear to mention, I did what I had to do, and so it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there was times I sure you knew when I bit off more than I could chew. But through the all, when there was doubt, I eat it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Ma vieni, ma bella! Era Negra Way! Negra Way. Dei Negra Negra Fiore Way. Way. Oh, mi hanno trovato Why, hanno trovato Why. Sentiamo un attimo Why di X Factor ieri sera. Senti sta ragazza. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things? Questa è una base e la sua voce, eh? Senti che roba. Uguale a Danny Nellos, uguale preciso. I tell myself too many times, why don't you ever learn to give me a bit better shot? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from Ma senti che pasta di voce. falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me Che gli volete dire? Brava, si chiama Silvia Aprile, ne sentiremo parlare, bella voce, incredibile. Sembrava un disco, invece era ieri sera live a X Factor. Bene. Salutiamo con l'occasione la Simona Ventura e il buon Facchinetti. Quello è il papà, è come quando sento San Siro. Eccolo di nuovo. Nel senso San Siro parte. Sentiamoli spostati se ci sono. Conosci Vasco? Vi siete conosciuti? Però parlati? Neanche. Non vi conoscete mai. Non vi siete mai parlati. Noi abbiamo un canale, sai, per Vasco. Tania? Sì, Tania Sax. Chiamare Tania Sax. Chi conosci con Lorenzo collaborate proprio? No, ma in genere facciamo con Gianna Nani abbiamo fatto dei concerti bellissimi. Ah, con Gianna Nani? Con Gianna, Massimo Ranieri a Roma, qui in teatro. Ma dai! Abbiamo cantato insieme Se bruciasse la città stile rock, che era. Com'è stile rock? Cremonesi. E bruciasse la città, da te la storia tornerei. Ma Cremonesi non era ancora nato. È venuto fuori un punto di domanda. È venuto fuori un punto di domanda, ho visto con gli occhi. Il fuoco vincerei per rivedere te. Vedi, lui anche Bellissimo. solo a cappella. Posso dirti una cosa? Il buon vecchio Compres antico sicuramente la conosce. Neanche l'inciso? Neanche il se bruciasse la città! Come l'ha fatto? La minore? La minore, vai. No, Re minore. Re minore. Se bruciasse la città, lo so, da te. E poi? Na na na. Sol maggiore, minore, do minore. Anche il fuoco vincerei per rivedere te.
giro anni 60. Però vedi? Se bruciasse la città, da te adornerei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, io lascio, io parole. Però, vedi San Giorgi, qualsiasi pezzo gli dai in mano. E poi facemmo l'immensità di Don Baghi, che era bellissima. Quella la sappiamo, Ah sì? Sì. Fatemela fa. No, In che tonalità? io sono sicuro che. Questa va bene? Guarda come si diventa San Giorgi a cantare con noi, ci ha preso per il jukebox. No, guarda, sì, perché lui. Questa la sappiamo. Questa... Non canto dal 31 gennaio, per cui quindi sto sfogando. Ma allora scusa, te lo dico io cosa devi fare, scusa, Questa qui, Osteria. No, una con la voce sarebbe bella, no? Questa! Cade la pioggia! Eccola! Dai. Vado. Allora vai, abbiamo tempo. Un attimo, spostati? Sì, ciao. Scusate, ci regalate un paio di minuti che i Negramaro così ci cantano una canzone? Sì, gli fai fare anche Safari? I giovanotti dove c'è anche addirittura, sì, facciamo tutte e due, un pezzo di questo e un pezzo di Safari. Non me lo ricordo il testo adesso. Ma bastano 4 Trovatemi il testo. Vai, trovate il testo di Safari, ragazzi, è già pronto, via! Trovate anche la musica, però. Sì. Scusate. Un pirla, Cremonese è un pirla. Guarda, un'altra volta. Ma almeno questa sì, Questo certo. Vai. Vai, Massimo. No. Si erano confusi con solo 3 minuti. Non vi preoccupate. Eccolo. Cade la pioggia e tutto là, cancella le mie stesse ossa. Cade la pioggia e tutto casca e scivola sull'acqua sporca. Sì, ma te che importa poi? Rinfrescati se vuoi questa mia stessa pioggia sporca. Dimmi a chi serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo e non sa di noi. La mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme, al ucciderci ogni nodo rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia, amore mio, questa passione, passata come fame ad un leone, dopo aver divorato la sua preda, abbandonato le ossa e l'avvoltoio, tu non ricordi ma eravamo noi, quei due bracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo, e il nostro amore è polvere da sparo, e il tuo è solo un battito di cuore, e il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Grazie a Lorenzo, ai Negramaro che non sono qui, Armando, Lele, Andrea, Perotto, Pupillo, Danilo. Devo dirti una cosa incredibile, quando canta, cioè proprio live, io nelle cuffie sento proprio il disco, l'incisione. Sì. E poi testo difficile, qui c'erano là, vedi l'ultima fila, quelle ragazze. E l'Uforum, grazie all'Uforum. L'Uforum, sì. Hai capito che sono l'Uforum? Cantavano a memoria tutte le parole. Andrete a San Siro. Di nuovo, Vasco. Andrete? Già pronti? Vogliamo dire che se qualcuno volesse prenotare qualcosa è rimasta ancora. Sì. Allora, l'anello. A San Siro, qualcosa. Ancora. Non dire mai più quella parola. No, assolutamente Vasco.
attenzione ragazzi, non bisogna. Allora, noi avremmo concluso spostati. Silvia Aprile è amica di mia moglie, non lo sapevo, ma pensa è amica di tua moglie? Sì, esatto. E come mai? Qua, è di Bettola di Calvignasco, vicino. Chi di noi non è andato a Bettola di Calvignasco? Tutti noi andiamo a Bettola di Calvignasco. Bene, salutiamo. Avremo concluso, abbiamo sforato di brutto. Secondo sentiamo i ragazzi. Tra parentesi, noi abbiamo Nicolas Vaporidis. L'abbiamo già avuto, ce l'hai di seconda mano. Un usato sicuro. È svaporizzato. Ehi, Svaporino! Ciao Fiorello. Tutto bene? Ciao, bello. Sai che parli come Moccia? Ho sentito per radio, mi hai parlato di Ciaviere. Qui ci sono i Negramaro, Vaporidis, tu che sei giovane, ti piace i Negramaro? Ciao. Moltissimo, ciao. Noi abbiamo anche fatto una cosa insieme. Cosa? Cemento armato. Ah, già vero, c'eri anche te, Vaporidis. Sì. Pure tu c'eri. Ma veramente? Sì, mi fa ridere. Senti, è andato bene il film poi, sta incassando. Benissimo. Siete terzi, mi pare, terzi, secondi. Sì, è andato molto bene. Siamo terzi dietro al grande Verdone. Verdone, quindi. Vabbè, Vaporidis, mi raccomando, soprattutto dagli spostati, non farti portare in bagno. Quando dicono andiamo in bagno, non ci andare. No. Secondo me lui ci viene. Secondo me pure ci viene. Sai cosa sembrate? Sai cosa sembrate? Andare in bagno. Ma no, è solo perché spieghiamo, siccome non si può fumare, perché qui è un luogo pubblico la RAI, noi ogni tanto, dai, diciamola, i spostati vanno in bagno, aprono tutte le finestre, si affacciano e fumano fuori, però fanno qualche fumano sigarette normali, non sto dicendo cose illegali, perché sennò avreste i carabinieri fuori fra 2 metri, quindi io consiglio ai carabinieri un giretto di farselo sotto le finestre del bagno usmate l'aria e poi decidete voi. L'importante è che non portino i cani. No, esatto. I cani ballerebbero la Macarena nel vostro studio. Nel vostro studio ballerebbero la Macarena. Immagini. Vi busserebbe il cane e vi chiederebbe un filtro, Allora, non parliamo di queste cose, che è un brutto periodo, ricordiamo, anzi, visto che siamo qui in radio, ragazzi, siete d'accordo? Visto quello che sta succedendo con questi ragazzi, questi adolescenti che stanno attraversando un brutto periodo, anche perché sono sottoposti a dei pericoli che forse quando eravamo pischelli noi non c'erano. Visto il caso del ragazzo che è morto per una pasticca a un rave, invece di scherzare su queste cose, cogliamo l'occasione per dire, se qualche ragazzo ci sente, di stare molto attento, perché purtroppo oggi è diventato molto pericoloso. Oggi c'è internet dove puoi acquistare qualsiasi cosa. Ieri vedevo un servizio al TG e parlava dei prezzi, ci sono pastiglie che costano 5 euro, quindi chiunque può avere. Su che sito? Facciamo i seri e questi era per sdrammatizzare. No, qui c'è poco da sdrammatizzare, perché la situazione è drammaticissima, quindi rivolgiamoci soprattutto ai più piccoli. La fascia a rischio è quella lì, 14, 15. Non diciamo adesso il sito dove andare. No, però fino adesso ci sono. Spero che. Ma penso che sia proprio questo lato voyeuristico che poi invoglia tutti. Bisognerebbe non c'era internet quando c'eravamo. Io se posso dire una cosa velocemente, quello che penso su internet, penso che sia una grande la più grande scoperta del mondo, non c'è bisogno che lo dica io, però penso che nelle case italiane ci sia un problema, cioè se c'è la televisione vogliono le mamme, vogliono il bollino rosso, il bollino giallo, il bollino verde. Però su il computer sembra quasi un oggetto dimenticato nella casa, che qualche volta serve per giocare o per scrivere. In realtà lì c'è il delirio, per cui io farei più attenzione lì. Io lo chiamo il demone, per me un demone è un demone nelle nostre case. Tu chiami il demone anche il tostapane. No, per me è un demone. Per me è un demone, dai, avere una cosa, quella cosa in casa viva, che tu vai lì e vai ovunque, vedi chiunque, compri qualsiasi cosa. Attivate i filtri, c'è il filtro famiglia, davvero. Voglio dire che quelli si fumano nel computer. No, beh, ragazzi, state attenti soprattutto alle feste, che poi c'è questa cosa strana che ti danno la pastiglia e tu manco lo sai. La sai, se tu poggi un bicchiere senza, soprattutto alle ragazze succede, mettono una bella pasticchetta, uno manco se ne accorge e vai all'altro mondo. Quindi non lasciate incustoditi i bicchieri, portatelo da casa, bevete in bottiglia, stappate e bevete, perché è pericoloso. Va bene, noi abbiamo così concluso. Ciao belli. Ciao ragazzi, Ciao Vaporidis. Non abbiamo concluso, scusate, al volo. Un saluto proprio veloce. Scusate, ci eravamo dimenticati.
collegati, avevamo una telefonata con la Spagna. Sì, al volo proprio. Ci siete? Sì. E indovinate con chi? Con Donadoni. Un attimo, Roberto. Sì, pronto, ma ragazzi, ma non ci avete niente da fare? No, scusate. Sono qua, sto allenando i ragazzi perché è partita difficile stasera. Lo so, è una partita difficile. La Germania è una squadra. No, sei con la Spagna stasera. Ma io non ci ho capito. Con chi cazzo? Lo so, con la Spagna. Con la Spagna. Chi c'hai centravanti oggi? Stasera volevo mettere uno forte, però c'ho solo Toni e metto Luca Toni. Non hai detto niente. Allora salutiamo l'allegria fatta persone. Ma sì, ti ringrazio, sono molto contento. Senti, gli spostati ti vogliono fare una domanda. Dai, farai filtro a centrocampo? Sicuramente sì, la cosa che ci avvantaggia a noi è tutta l'erba sul campo. Va bene, grazie a